ben ritrovati. Oggi vi preparo un dolcino, visto che ci stiamo avvicinando alla Pasqua, preparare qualcosina di particolare, di tipico di questo periodo. Ovviamente questa è una ricetta riveduta e corretta perché è più dolce, perché diversamente i dolci, diciamo, pasquali erano fatti con pasta lievitata, con uva passa, con semi di finocchio. Questa qua è la versione dolce. Quindi io vi detto la ricetta, ovviamente io ne faccio la metà, quindi poi non tenete conto della quantità che mi è venuta. Allora, per la ricetta, diciamo, intera, ci vogliono 6 uova, 250 ml di latte, 250 ml di olio, 2 bustine, farina quanto basta e 300 g di zucchero. Io ovviamente l'ho ridotta per motivi che voi ormai sapete già, per cui io metto 3 uova, ecco qua, e iniziamo a lavorarli. 150 g di zucchero, perché io ho ridotto le quantità, quindi dovete tener conto di questo fatto. Vi ripeto sempre che potete fedelmente raddoppiare le dosi perché sono esattamente la metà. Ci mettiamo il latte, l'olio e lavoriamo un pochettino questi liquidi. Ovviamente nel frattempo ho acceso il forno a 180 gradi in modo da averlo poi caldo. Mi sposto questi per farvi vedere meglio la lavorazione. Ecco qua. A questo punto iniziamo a mettere la farina. Piano piano, prima all'inizio, sempre piano piano, per evitare che si formano dei grumi, ok? Quindi lavoriamo un po' con la forchetta o con un frustino, se l'avete a disposizione va bene lo stesso. Ecco qua. Vedete che si formano un po' di grumi, quindi noi dobbiamo avere l'accortezza di lavorarla per bene, anche se poi dopo noi la riprendiamo con le mani, quando già, diciamo, i liquidi si sono ben amalgamati, un po' di più, insomma, quando inizia a prendere consistenza la pasta sostanzialmente. Questa è una ricetta dolce che ci fa mia mamma e che è bella perché si andavano a fare tante forme particolari, soprattutto per noi bambini. Si facevano gli uccellini, si faceva la coroncina, si faceva addirittura una borsettina. Io mo con questa quantità vediamo se riesco a farvi ogni forma di questo che vi ho detto. E addirittura, e quelle più grosse, si ci metteva pure un uovo sopra. Mo queste vengono piccoline, quindi evitiamo quest'uovo, insomma. Si faceva a coroncina e si metteva al centro un uovo. Queste qua li facciamo giusto per dare una forma un po' particolare, una forma più graziosa per i bambini. Perché comunque, come no, cioè a noi piaceva avere, e anche adesso voglio dire, ai bambini è bello che gli porti un dolcino fatto magari con queste forme graziose che stuzzicano un pochettino la curiosità di questi bambini. E allora iniziamo a mettere un po' più di farina, perché farina qua se ne riceve, insomma dovete sostanzialmente raccogliere questi liquidi, poi la continuiamo a lavorare sulla spianatoia. Intanto la raccolgo un po' di più perché sennò mi si appiccica troppo poi sulla spianatoia. Questo ci serve dopo. Mettiamo, visto che ancora l'impasto è liquido, mettiamo la nostra bustina perché questa è metà quantità. Ovviamente voi dovete
fare 2 bustine su la ricetta che vi ho detto prima. Ve la ripeto: 6 uova, 250 ml di latte, 250 ml di olio, più o meno 300 g di zucchero, 2 bustine, farina quanto basta. Ovviamente sembra tanto, però tenete conto che facendo queste forme si spreca un po' di impasto, quindi facendo l'uccellino, facendo la borsettina, diciamo che impasto ce ne vuole per fare un bel vassoio di dolci. Ecco qua. Ci siamo quasi, cerchiamo di velocizzare perché ragazzi purtroppo i tempi sono quelli e quindi dobbiamo, a questo punto lasciamo questo e iniziamo a lavorare con le mani. Magari lo spostiamo sulla spianatoia, ecco qua. Ci prepariamo intanto una teglia con la carta da forno, magari io mo per farvi vedere ne facciamo 2 o 3 forme così ve li inforniamo, se no poi non ce la facciamo con i tempi a farvi vedere come vengono le forme, ecco, quindi ci occupiamo di questo discorso del forno, vedete? Ecco qua. L'impasto ovviamente sempre morbido, un po' come i biscotti, deve essere lavorabile ma nello stesso tempo morbido, altrimenti vengono duri e poi il gusto ci perde, non ci guadagna. Quindi lavoriamo per bene l'impasto. Ecco qua, ancora ci vuole un po' di farina e allora io che faccio? Mi lavo le mani perché già è appiccicato troppo. Dobbiamo cercare di lavorare per bene, rendere morbido sì l'impasto, però ovviamente stare attenti a non appiccicare troppo. Ecco qua. Dobbiamo raccogliere adesso questa farina e poi dopo ci rendiamo conto, diciamo, di come è venuto. E allora prendiamo questa forchetta e raccogliamo. Cerchiamo di pulire bene la spianatoia. Ecco qua. Mettiamo un altro poco di farina. Ecco qua. Ecco già come impasto è abbastanza morbido ed è lavorabile. Allora a questo punto io per farveli poi vedere, altrimenti non avremmo poi modo, per i tempi di cottura si devono dorare, non ci sono dei tempi di cottura, diciamo più o meno 15-20 minuti, se il forno è già caldo con 15 minuti va benissimo, quindi adesso io ve ne preparo qualcuno per farvelo poi vedere, se no non riusciamo, poi non riesco a farvelo vedere, quindi mi adotto subito a fare le forme. Allora la mia teglia dovrebbe essere pronta, sì. E allora cosa facciamo per primo? Un attimino qua togliamo un po' di pasta. Allora prendiamo un po' di pasta, la lavoriamo qua sopra e facciamo per prima cosa delle forme, diciamo semplici, quindi dei bastoncini, così, farvi vedere, questa è una forma. Poi che cosa facciamo? Ne facciamo un altro tipo. Proviamo a fare un uccellino o una facciamo una coroncina prima, va? Facciamo una coroncina. Questo lo stendiamo un pochettino più sottile. E poi lo pieghiamo in questo modo, vedete? Non so se riuscite a vederlo, e facciamo una coroncina. E questa è un'altra forma. Mo facciamo
diciamo una sorta di treccia. Voglio cercare di farvi vedere più forme possibili prima che i teccia, un pupulicchio, se vogliamo chiamarlo così. Ed è questo. E adesso vediamo se riesco a farvi l'uccellino. Così li inforniamo e ce li godiamo poi dopo, a vista. Nel frattempo che io finisco gli altri. E allora, per l'uccellino dobbiamo fare, intanto tirare. Allora, prima di tutto facciamo la testa. Quindi io faccio così e cercare di fare più o meno una sorta di testolina, vedete? Col beccuccio. Questo dovrebbe essere, diciamo, poi il corpicino, e facciamo anche la codina. La codina che poi taglieremo con il coltello per fare le piume, diciamo. Ecco qua. Diciamo che questa è una sorta di uccellino, ma ecco qua. La cosa più, ecco, diciamo che gli diamo più o meno una forma, vedete? E allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo metterci un chicchetto di zucchero colorato per fare l'occhio, ovviamente più grosso possibile. Ecco così. E facciamo l'occhietto di questo uccellino. Non è finita qua, perché dobbiamo prendere un uovo, lo dobbiamo sbattere, perché qua sopra dobbiamo passare un po' di uovo. Quindi passiamoci un po' di uovo per venire un po' più colorati, un po' più dorati. Ecco qua. Il forno è abbastanza caldo, quindi sto tranquilla, però dobbiamo sbrigare, dobbiamo ottimizzare. Ecco qua. Fatto questa operazione, ci mettiamo sopra degli zuccherini colorati. Ecco. Perfetto, qui li mettiamo solo sulla pancina. Li mettiamo nella teglia. Distanziati perché gonfiano questi qua un pochino, quindi li distanziamo un po' e li mettiamo a cuocere. Non vorrei che il nostro uccellino perdesse la forma. Ecco qua, ricomponiamolo, aggiustiamo il collo, il beccuccio e un pochettino qua le alette. Ecco qua. Inforniamo, ecco qua, queste forme bellissime, 180 gradi più o meno 10-15 minuti. Ecco qua. Intanto che si cuociono queste, rifacciamo le altre formine. Vedete, sono semplicissimi, e poi con le forme ci sbizzarriamo come vogliamo, e vi assicuro che i bambini saranno felicissimi di vedere queste formine qua. Intanto continuiamo con la nostra preparazione, proviamo a fare la borsetta, se mi riesce, se me la ricordo, perché poi una volta fatte queste forme qua, insomma, sono bellissime a vedersi. Allora togliamo un po' di pasta e cerchiamo di fare una borsetta, se me la ricordo, perché queste erano tutte modelli che faceva mia mamma, quindi non so se riesco a ricordarmi sta borsettina. Allora, se fosse stata più grossa, qua sopra ci si metteva un uovo intrecciato, in modo che, anzi noi la facciamo, va, per farvi vedere, anche se poi magari non la vedete, non vedete il risultato finale, però la facciamo più grande e mettiamo un uovo qua sopra, perché poi vi devo far vedere, perché io l'avevo preparati già le uova per metterceli sopra, però ovviamente con questi tempi televisivi dobbiamo ottimizzare, quindi per farvi vedere un pochettino il tutto, giustamente, un attimo che mi sposto, ovviamente l'uovo lavato, pulito e messo qua sopra. Ci mettiamo un po' di
di uovo sbattuto giusto per fare da collante, e poi facciamo delle striscette, mettiamo un po' di uovo sbattuto anche qua sopra, perché sostanzialmente per mantenere l'uovo ci fanno delle striscette così, così, e da quest'altro lato, per farlo un po' più lungo, se no non mi trovo. Ecco qua, questo sostanzialmente serve a fermare l'uovo, perché se nel forno poi si gonfia non cade l'uovo. Questo è giusto diciamo, il discorso di tenere l'uovo un po' più fermo. Ovviamente sempre si spennella tutto con l'uovo sbattuto, e anche qua sopra si ci mettono i diavolini. Però prima facciamo, siccome è una borsetta, dobbiamo fare la tracolla della borsetta, no? Se no che borsetta è? Quindi facciamo un bastoncino sottile sottile, lo intrecciamo, come ormai sapete fare, ecco qua, lo intrecciamo, cerchiamo di tirarlo un po' di più e facciamo la tracolla della borsina. Non so se riuscite a vederla. Spennelliamo ovviamente con l'uovo e mettiamo i nostri zuccherini. Poi si faceva anche diciamo una sorta di uccellino un po' più grande, e sulla pancia dell'uccellino mettevamo anche l'uovo in questo modo. Io ve lo faccio vedere, anche se poi non lo vedete nella cottura, però vi fate più o meno un'idea di quello che vi sto dicendo, insomma. Questo lo poniamo per il momento qua sopra, così poi lo mettiamo nella teglia e facciamo l'uccellino grande per metterci l'uovo dentro. Comunque, se vi mantenete a fare quei fiocchettini, ci viene un bel vassoio di dolci. Se diciamo fate le dimensioni un po' più grandi, è ovvio che poi quelle sono diciamo che dirvi, diciamo le quantità, per cui, ma comunque anche con questa dose dimezzata ci viene un bel po' di roba, dai. Allora, facciamo un uccellino un po' più grande. Prendiamo prima la coda, io di solito faccio così per fare la testa, ecco qua. Questa, vabbè, non è tanto grande comunque. Poi facciamo la coda, no, più grande. Per metterci l'uovo dentro dobbiamo farlo più grande, se no l'uovo poi supera un po'. Ecco qua. Vedete com'è lavorabile la pasta, quindi farina quanto basta, ormai riuscite lo stesso voi a vedere quanto è. Ecco qua. Questa spianatoia è un po' sporchina, comunque io perché purtroppo devo ridurre i tempi e quindi non riesco. Dobbiamo ottimizzare troppe cose. Addirittura mia mamma ci faceva delle alette qua, così. Ecco qua, vabbè, ma noi lo lasciamo così com'è. La codina, poi ovviamente uno, due, tre. Ecco qua. E facciamo qua sopra, mettiamo l'uovo, è un po' cicciottello questo uccellino, e qua sopra mettiamo l'uovo come abbiamo fatto con quello. Ovviamente sempre io me li ero preparati, sempre lavati, puliti per bene. Ecco qua, mettiamo il nostro uovo,
facciamo le striscette per far attaccare, per far rimanere l'uovo fermo, ecco, più che altro. Quindi ecco qua. Volendo potete mettere qua anche un chicco di caffè per fare l'occhio un po' più grande, oppure diciamo metterci uno zuccherino di quelli più grossi. Io avevo questi a disposizione, ma ero un po', in effetti è stata una mia mano, mi sono scordata di prendere quelli più grandi per poterlo mettere qua sopra. E abbiamo fatto un uccellino più grande. Vediamo se abbiamo la fortuna di trovare, ecco qua, uno zuccherino più grosso e lo mettiamo qui. Lo metto un po' più giù proprio perché nella cottura rischiamo che può saltare fuori, ok? E adesso lo mettiamo qua sopra. Intanto controlliamo. Ragazzi, ci sono! Guarda, sono venuti una meraviglia! Togliamo questo, che così diamo spazio ai nostri dolcini di Pasqua. Questa è la versione dolce, quindi voglio dire, oggi, ecco qua. Spostiamo. Sono meravigliosi. Ragazzi, che dirvi, sono bellissimi. Adesso li mettiamo su un piatto, un bel piatto colorato, va? L'uccellino è un po' sgorbietto, ecco qua. Non c'è bisogno di mettere zucchero a velo o chi che sia, perché vanno bene così. Ragazzi, che dirvi, sono bellissimi, simpatici, vedete il nostro uccellino. Fateli, mangiateli e vi assicuro che li farete anche fuori Pasqua, perché volendo potete utilizzare questa ricetta facendo semplicemente dei biscotti normali e mangiarli a colazione. Non so se è presto per augurarvi buona Pasqua, ma comunque fate questi qua così ricordate me e fatemi sapere come sono venuti. Ciao, alla prossima!